pesca con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Eccomi qua amici carissimi, ultimo sabato del mese di maggio, quindi un saluto affettuosissimo a tutti, un saluto particolare alla nostra ospite arrivata 30 secondi fa, al maestro Rossella Spinosa, ben arrivata, mi hai fatto avere un po' di batticuore Rossella perché era credo bloccata in un incidente. Esatto, mi spiace di avervi dato un po' di ansia, esatto, non era nelle mie intenzioni. Guarda Rossella, me la sarei cavata con il tuo curriculum che è veramente lunghissimo, interessantissimo, veramente Grazie. Mi avrebbe aiutato molto nella Grazie. presentazione di questa graditissima ospite. Naturalmente un saluto alla nostra Sveva, altrettanto preziosa tecnica. Allora cara Rossella, benvenuta ai nostri microfoni. Grazie. Con questo tuo prestigiosissimo curriculum, non si sa da che parte cominciare. E intanto andiamo con ordine. Diplomata giovanissima in pianoforte, in clavicembalo, in composizione, musicologia e poi non ancora contenta ti sei laureata in legge. Sì, in realtà ho fatto abbastanza contemporaneamente, no, alcune di queste cose, nel senso che il diploma di pianoforte e poi il diploma di clavicembalo, perché nel vecchio ordinamento era un diploma superiore, quindi in pratica bisognava avere un diploma sia di organo oppure di pianoforte, quindi un diploma decennale, e dopodiché invece c'era la composizione che proseguiva parallelamente e anche gli studi naturalmente universitari che procedevano insieme a quelli che erano quelli di composizione, che sono stati quelli conclusi più tardi rispetto naturalmente a quelli di strumento sostanzialmente. Però la legge ha imparato i codici e l'hai messo in un cassetto. È stato, servono anche magari. Esatto. Servono nel senso che comunque ti danno una visione anche molto pragmatica, no? Nel senso che noi musicisti poi alla fine abbiamo tante modalità per uscire da quello che è il senso del consueto, però avere una preparazione anche legislativa secondo me sicuramente aiuta, nel senso che impariamo a leggere con grande attenzione, con grande correttezza quelle che sono diciamo le normative che regolano quello che è il nostro vivere quotidiano. E che ogni momento cambiano anche. Senti Sveva, indirizzami tu sul microfono su come lo devo mettere. Scusa, perché leggermente spostato, perché sennò non si vede il tuo viso. Non mi si vede. L'asta del microfono leggermente più verso di me probabilmente. L'asta del microfono, so nemmeno quale sì, sia. Sì. Va benissimo così, non ti preoccupare. Va benissimo così, ecco, non vorrei portar via tempo, ma l'importante è la nostra ospite, che nel frattempo ogni tanto si avvicendano le tue fotografie, vedi nell'angolo. Sì, infatti le vedo. Splendide fotografie, tra l'altro, di un fotografo incredibile, incantevole, che è Gina Angri, e che ha fatto un lavoro bellissimo. Questa è una fotografia invece dal vivo dell'Ecco Film Fest, che è un festival di cinematografia in cui ero stata ospite un paio d'anni fa. Molto belle, veramente, grazie. Molto belle. Senti, allora tu, diciamo la tua attività principale è quella di pianista, è quella di compositrice, viaggiano parallelamente? Sì.
Dunque, sicuramente la mia diciamo molto spesso, no, mi viene domandato come io possa classificarmi, come io possa definirmi, autodefinirmi, no, diciamo che la modalità più immediata, con cui mi definisco è chiaramente quella di compositrice. Questo perché essere compositrice oggi vuol dire ovviamente non soltanto scrivere musica, ma pensare musica. Questo poi si traduce nell'aspetto per me performativo, perché essendo pianista e lavorando costantemente naturalmente col mio strumento, trasporto quella che è la mia musica direttamente anche in sala da concerto. Quindi ho questa possibilità e questa fortuna, diciamo, Certo, estremamente rilevante per me ovviamente, no. eh sì, ti componi le tue musiche, te le Le riesco te ad le eseguire, quindi esegui questo è un vantaggio incredibile, ma in realtà è un vantaggio che storicamente è provato, no, tutta la storia della musica è piena di compositori che si che autoeseguivano, erano quindi poi ovviamente la mia musica è affidata, in tantissimi casi, lo vedremo anche oggi con gli ascolti che condivideremo con, tanti colleghi esperti sia di musica nuova, sia di musica di tradizione, quindi anche orchestre, ma, in realtà la bellezza e il piacere di poter eseguire la propria musica è davvero qualcosa di incredibile, perché, il senso di libertà che, realmente si avverte il senso di profonda conoscenza, perché il tuo pensiero che si traduce attraverso le tue stesse mani è di incomparabile bellezza, poi ecco. proprio l'interpretazione stessa che l'autore della sua Assolutamente, composizione può dare. Senti, assolutamente. ricordiamo che tu ti sei perfezionata come interprete presso l'Accademia Pianistica Sì, di Imola sì. e per la composizione presso l'Accademia Chigiana di Di Siena Siena, e la Scuola di esatto. Musica di Sì, Fiesole. esatto. Poi in realtà ho frequentato anche la Fondazione Romagnini di Brescia, insomma tantissime istituzioni che io non sto nemmeno ad elencare, però queste sono di particolare importanza per me, perché diciamo son quei tasselli che hanno, rappresentato dei punti di svolta, ecco, perché per esempio nell'Accademia Chigiana io ho incontrato uno dei miei mentori per eccellenza, che è stato il maestro Luis Bacalov, che mi ha aiutata ad Sì, instradarmi all'interno di quello che è il mondo della musica applicata alle immagini, che era lontanissimo da me, perché io arrivavo da una preparazione, accademica, con il diploma di composizione conseguito al Conservatorio di Milano, estremamente, tradizionale, quindi naturalmente nel senso della musica di ricerca, della musica d'arte, non volta assolutamente all'applicazione né al testo né alle immagini. Quindi è stato sondare un territorio di operatività e di lavoro completamente diverso rispetto a quello su cui mi ero, soffermata nell'ambito dei miei studi accademici, e che però mi ha aperto realmente una visione diversa. poi ricordiamo che Luis Bacharov è stato premio, Oscar, Oscar per sì. le musiche del Postino, Sì, bellissime esatto. quelle musiche, quindi Esatto, una esatto. conoscenza, molto proficua e Importante, anche importante. perché, io ho avuto la fortuna, grandissima fortuna di suonare con lui anche, per diverso tempo, e quindi è stato anche un imparare da lui una modalità diversa di approccio allo strumento, di approccio al pianoforte, perché era una modalità assolutamente argentina, e questo lo dico con tutto il piacere, con tutta la stima profondissima che ho sempre nutrito e l'affetto che ho sempre nutrito nei suoi confronti. Bene, adesso partiamo già con l'ascolto. Intanto ti ricordo, cara Rossella, che questo vale anche per te. È una Sì, clessidra che io faccio sempre perfetto. vedere ai nostri ascoltatori, non la vedo nello schermo, che dura 3 minuti, Sì. che è lo spazio che tu hai per parlare, per presentare il brano. Ah, Dopodiché benissimo. parte la musica. Perfetto, perfetto. Perché spesso voi giustamente raccontate, parlate e il tempo Certo, vola, ecco. certo, Partiamo certo. con l'albero delle, Salamandre. salamandre. Ci Mh. presenti brevemente questo brano È d'ascolto? un lavoro per orchestra, è un lavoro che è stato registrato dall'Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano. È un lavoro importante perché in realtà arrivava e fa parte anche di un CD, particolarmente rilevante per me, che è quello del pubblicato Orchestral Ensemble Works, il mio primo CD monografico, edito da Stradivarius, e che, ha avuto un grandissimo riscontro dal punto di vista della critica. Mario Gamba, ci tengo a ricordarlo, ha classificato questo CD tra i migliori 10 CD da amare, riascoltare, riassaporare nel decennio 2000
2011-2020 in una lista di nomi internazionali di cui l'unico nome italiano era il mio. Quindi davvero Bellissimo riconoscimento. un grandissimo riconoscimento per me. Tra l'altro anche un nome femminile, quindi anche in questo senso una rilevanza particolare. E un tipo di approccio estremamente articolato per l'orchestra, direttore in quel caso Alessandro Calcagnile, e fa parte di quello che è stato un percorso di ricerca nell'ambito orchestrale che ho portato avanti negli anni, di cui i pomeriggi musicali sono stati in un certo qual senso un punto di riferimento per me in quegli anni dal punto di vista di scrittura, ecco. Bene, allora preghiamo la nostra Sveva di far partire l'Albero delle Salamandre, musica di Rossella Spinosa, e quindi grande curiosità nell'ascolto di questa Grazie. tua composizione. Allora, sfumato lievemente questo bellissima, ma è veramente molto bella questa composizione, L'Albero delle Salamandre. Descrittivo, ci porta in un mondo così un po', come lo possiamo definire?
no inquietante, però, È strano perché, tu hai detto adesso descrittivo, no, e allora, io lo stavo riascoltando dopo davvero tanto tempo perché, diciamo che in maniera antinarcisistica non riascolto molto spesso naturalmente, anche perché ringraziando, non la c'è tempo. vita non ho il tempo, no, ma, l'aspetto importante, che aveva sottolineato, proprio che mi aveva anche commosso quando era venuta fuori questa critica su Atlas, il era, il fatto che fosse stata definita questa musica come prodotta da una mente immaginifica. Quindi delineandomi in questa maniera. Devo dire che, mi riconosco moltissimo all'interno di questa definizione che Mario Gamma mi ha dato, no, e nonostante non ci conoscessimo assolutamente di persona. C'è un immaginario ovviamente, non c'è un'immagine. C'è un immaginario che però è, quello che articola il mio scrivere quotidiano, nel senso che è la ricerca di un suono che racconti, ma non racconti una storia da noi conosciuta, racconti quello che è l'unica forse modalità per la musica di esprimersi, cioè, riuscire a cercare delle sensazioni. Non parlo di emozioni in senso proprio, ma delle Sensazio sensazioni che possano ma affiorare sulla nostra pelle, no, e che quindi possano rimandarci un sentire più profondo. guarda, è molto vero, perché lascia a ognuno di noi, secondo Certo, l'ascolto, la libertà di immaginare quello che sente, quello che crede. Almeno io ho percepito questo e ho ti mi son ringrazio. vista un mondo no, 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 è proprio quello che ho e Poi tra siccome l'altro c'era Simone Beneventi qui al vibrafono, devo dire una figura importante nell'ambito dell'orchestra perché il vibrafono in questa partitura aveva un ruolo particolarmente rilevante perché era una specie di cuore pulsante, no, che ritornava in maniera determinante nell'evoluzione del discorso musicale. bello, veramente bello, l'orchestra Pomeriggi musicali, pomeriggi sì. musicali, una grande orchestra, veramente io con la musica moderna non ho molto, Con la inso musica d'arte, con la certo, musica tante contemporanea, però tante ho sentito sia te in questo momento, ho avuto ospite Sonia Bo, che sì, forse vi cara amica, conoscete, certo, ecco, e anche assolutamente. con lei così è stata un po' Una scoperta. una scoperta e quindi non è escluso che io approfondisca meglio l'ascolto di queste vostre composizioni. Senti, intanto voglio ricordare che ti sei esibita anche come pianista nelle più Certo. importanti sale Mh, italiane e di tutto il mondo, perché hai sì. veramente ma e qui in questo caso ti esibivi in No, pianista questo classica, pianista sì, sì, per esempio in Carnegie Hall ho eseguito la Sagra della primavera di Stravinsky per in duo pianistico insieme a Fontane di Roma di Respighi e poi in quel caso anche c'era stata Into the Woods che era la prima esecuzione di un mio lavoro per duo pianistico. Quindi, sì, naturalmente ho sempre lavorato nell'ambito del repertorio in maniera importante, prevalentemente però il repertorio del Novecento ovviamente. Quindi per esempio uno degli autori che percorro in lungo e in largo è Giacinto Scelsi, che di cui appunto sto continuando a studiare, a elaborare e a realizzare l'integrale pianistica delle sue suite, perché in maniera molto vicina a me è un autore non particolarmente noto, ma che, ha fatto una grandissima ricerca sul senso del suono e quindi applicata allo strumento, in particolare al mio, che è uno strumento a percussione, ma che ha delle potenzialità sonore infinite. ecco, e poi per fortuna c'è in questi ultimi anni c'è proprio una rivalutazione dei compositori del Novecento e Certo. quindi stanno tornando Beh, anche a perché farsi siamo ben nel secolo conoscere. successivo, no, Eh sì, quindi ormai è proprio si necessario si direi. allontanano, si allontanano. Appunto, tu sei un'apprezzata interprete del repertorio del Novecento, che abbiamo appena ricordato, hai inciso dischi di successo, li Sì, abbiamo ricordati adesso, per delle grandi case, per la sì. Stradivarius, Amadeus, Tactus. la Sì, Tactus, 5 stelle ti sei presa con Amadeus, sì, veramente esatto. dedicato alle opere pianistiche di Giacinto Scelsi, che Scelsi l'avevi appena appunto, sì, nominato. Veramente una compositrice, io spero che i nostri ascoltatori vogliano intervenire se credono, perché questa è una radio senza filtri né certo, censure, quindi certo. diamo il numero 02 92 94 72 22, anche se compare in basso, vero Sveva?
compare in basso. Benissimo. Allora, stasera poi sarai presente, io ho Sì, visto, ecco, cosa... sì. Questa sera c'è Terra Madre, è uno spettacolo teatrale, una produzione di teatro utile che porta in scena la storia di Rosa Auschländer, che è una poetessa deportata nei campi di concentramento, ma in realtà una figura veramente rilevante. È stata una rivisitazione fatta da Tiziana Bergamaschi, che è regista e anche interprete, perché è sostanzialmente un monologo, però con le immagini curate da Cinzia Mela e con le mie musiche che pervadono lo spettacolo sostanzialmente. Una bella produzione tutta al femminile, che ha debuttato circa un mese e mezzo fa e che adesso comincia naturalmente ad andare A in giro, girare. quindi sì, infatti. Bene, senti, la musica verrà eseguita al No, no, pianoforte? in Verrà questo caso è eseguita... stata Ah, è registrata e stata quindi sì, registrata, quindi sì. un Però io accompagnamento. sarò lì naturalmente per Mi sembra verificare giusto che tutto che tutto funzioni pros nella giusta maniera, ovviamente. Senti, allora andiamo avanti con queste tue composizioni? Sì, Che cosa vuoi volentieri. far ascoltare al nostro pubblico? Allora c'è, per raccordare con l'altra mia grande passione, di cui tra l'altro stavamo appena parlando, no, che è l'applicazione al mondo del teatro, Contro l'uomo seduto, è un pezzo di musica assoluta, però in realtà che nasce da un legame con l'ambito teatrale. Perché sostanzialmente nasce dalla lettura di una delle poche, anzi dell'unica, pièce teatrale in senso proprio di Gabriel García Márquez, che diatriba d'amore contro l'uomo seduto. Ed è la storia di Graciela, che in pratica è una donna che, pur vivendo nel pieno agio, grazie a un matrimonio particolarmente fruttuoso dal punto di vista del denaro, no? Scopre però a metà della sua esistenza che fondamentalmente quel denaro l'ha pagato a caro prezzo, nel senso che ha rinunciato alla sua libertà e che quindi è stata condizionata in tutto il suo vivere quotidiano. Era una pièce teatrale che avevo letto in treno a causa di un ritardo, di uno degli annosi ritardi delle nostre ferrovie dello Stato, l'avevo letta in treno e ne ero rimasta folgorata. E dopodiché avevo deciso che mi sarebbe piaciuto scrivere un'opera musicale su questo, ma semplicemente come spunto idealistico, non perché dovesse poi pedissequamente ripercorrere quello che il testo dava ad intendere. E ne è venuto fuori Contro l'uomo seduto, che è un pezzo per duo pianistico e orchestra, diretto da Pietro Mianiti in questo caso, sempre con l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali. Ci sono anch'io al pianoforte insieme ad Alessandro Calcagnile, con cui ho fatto duo per tanti anni, ed è un ricordo davvero importante per me, perché è un pezzo estremamente estremamente Ribelle? sì, direi estremamente ribelle. Infatti tra l'altro alla prima c'era proprio la Sonia Bo, quando l'abbiamo Ah sì? eseguita, sì, Che era sono proprio simpatici. presente e mi aveva detto che era particolarmente piacevole ascoltarlo, che era veramente intenso e struggente. Ecco, quindi è un pezzo che Bene, ancora oggi mi fa sorridere positivamente, bene, ecco. adesso lo ascoltiamo noi, intorno ai 4 minuti, se non ti Sì, dispiace, la sì, nostra Sveva lo assolutamente, sfumerà, per assolutamente. passare naturalmente ad Certo, altri ascolti certo. e ad altri interessanti racconti della Certo. tua bella vita musicale.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.
E torniamo in diretta, carissimi amici, sempre con la graditissima ospite che mi ha fatto venire il batticuore, per la verità, per l'incidente che ha trovato per la strada, Rossella Spinosa, però abbiamo fatto in tempo ugualmente a presentarla con questo bellissimo curriculum. Stavamo anche un po' commentando le sue musiche, i testi che, dicevo, sono tutti musiche su testi abbastanza impegnativi, abbastanza Beh, il di testo di attualità Marquez, anche, il testo di purtroppo. Marquez sicuramente è un testo che diciamo racchiude in sé una condizione femminile di cui parliamo tanto in questo momento, no? Con femminicidi costanti, ma anche il testo di Terra Madre lo è, ma anche il testo di Inumana, che è l'altro melologo importante che porto ormai avanti da un anno insieme a Laura Silvia Battaglia, che è la giornalista di Radio Tremondo, che è una voce incredibile, rilevantissima, a mio avviso addirittura sicuramente la più profonda conoscitrice del Medio Oriente in questo momento storico in Italia, ed è dedicato proprio alla guerra di Gaza, quindi davvero tutte tematiche che rappresentano quello che forse ogni musicista o ogni artista sente come necessità, cioè Dovrebbe, calarsi nella realtà contingente in cui viviamo, cioè non possiamo vivere in una sfera d'avorio e pensare davvero di essere scevri dalla contaminazione del mondo in cui invece siamo No, ma calati. soprattutto voi artisti, io penso che abbiate un po' anche il dovere e la responsabilità. Per esempio, questi temi, questi argomenti li portate nelle scuole? Allora, sino a questo momento in realtà noi abbiamo avuto soltanto un'esperienza con dei giovani studenti, praticamente in tutte le repliche che per esempio abbiamo fatto di Inumana. L'abbiamo avuta il 17 marzo di quest'anno, con un riscontro importante da parte dei ragazzi, no, nel senso che è una tematica molto forte, il testo di Laura Silvia Battaglia è estremamente potente. Mi spiace che non abbiate un ascolto oggi, ma è stato trasmesso da Radio 3 da Radio 3 Piazza Verdi, pardon, il 3 maggio scorso, proprio in diretta radiofonica. Il riscontro da parte degli studenti è importante perché ci fa capire quanto loro siano vicini o lontani da quelle che sono le tematiche dell'attualità, e devo dire che sono vicini ma non sono abituati alle emozioni forti, almeno in quel caso noi abbiamo avuto questa sensazione, e quindi li abbiamo portati un po' per mano all'interno. La sensazione alla fine è stata veramente di profondo coinvolgimento, quindi questo è l'obiettivo che ci poniamo. Però dovrebbe diventare un obbligo quasi per ogni scuola inserire uno di questi argomenti. Son convinta anch'io, anche perché la forma d'arte dialoga molto meglio con le giovani generazioni, secondo me, più delle conferenze, abbiamo avuto per esempio il risultato anche analogo, quando siamo stati a Matera a febbraio, e abbiamo prima avuto un momento di dialogo con gli studenti, una specie di conferenza, dove è stato difficilissimo rompere il muro che loro creano naturalmente in queste situazioni, ma immediatamente dopo averlo rotto è stato un dialogo continuo, quindi davvero questo è estremamente importante. Ovviamente bisogna ragionare moltissimo sulla capacità comunicativa, questo è la grande sfida Ma per di chi noi. è di chi è l'impegno di farlo? Noi Sono possiamo farlo con la nostra modalità, no, che è quella dell'arte. Poi chiaramente da un punto di vista, diciamo, di istituzioni bisogna So ragionare su quelle che sono le modalità migliori per rendere possibile un'integrazione nell'ambito della scuola, perché chiaramente, nell'ambito della scuola occorrerebbe fare un lavoro di preparazione all'arte che in questo momento è deficitario nel nostro paese, me lo dico purtroppo, veramente. con grande dispiacere, ma Con è tanti così. artisti, guarda, la settimana scorsa avevo ospite, purtroppo in collegamento perché sta a Mh, Palermo, Corinne mh. Letteur, che è un'altra carissima amica, Mh-mh. compositrice. Lei ha scritto l'opera Stalker, Sì, e anche quest'opera ha gironzolato un pochettino, e poi così. Invece anche questa, certo, diciamo, dato l'argomento, certo, proprio essere un obbligo quasi certo. inserirla. Va bene, allora andiamo avanti. Abbiamo detto che sei un'apprezzata interprete del repertorio del Novecento. Novecento, hai viaggiato il mondo, ma riesci anche a fare la turista quando vai a Tokyo, a Buenos Allora, Aires? devo dire prima di avere una figlia sì,
Nel senso che, adesso ho mia figlia splendida bambina di 8 anni che per cui sono io che voglio tornare subito a casa. Prima, in realtà era diverso perché coglievo l'occasione anche per scoprire naturalmente poi diciamo c'è stata una battuta d'arresto importante col Con il Covid per Covid tutti noi, purtroppo, sì, certo. assolutamente. Quindi il periodo precedente ho davvero viaggiato, posso dire che son stati pochi i paesi in cui io non ho avuto modo di suonare, davvero pochi. Però con la riscoperta, con chiaramente le tempistiche son differenti, però la curiosità è sempre tanta, quindi se magari ho giusto un pomeriggio di tempo a disposizione cerco di guardare quello che è particolarmente rilevante per me in quel luogo, no, quindi la curiosità è sempre tantissima e cerco di soddisfarla il più possibile nei limiti della compatibilità con il mio lavoro, per cui devo arrivare in sala, provare e poi essere non troppo stanca per reggere il concerto Beh, ovviamente, quindi sempre c'è un calcolo delle energie che bisogna ma tenere a mente. a San Pietroburgo l'Ermitage sei riuscita a vederlo? Assolutamente, Ah, più ecco. volte, anche perché a San Pietroburgo è una città, che mi ha ospitato tante volte, nel senso che non solo ho suonato in concerto con l'orchestra come solista diverse volte, ma poi con San Pietroburgo ho un legame particolarissimo perché, nel 2021 è stato proprio il Centro Tchaikovsky di San Pietroburgo a commissionarmi un importantissimo lavoro che, è stata la rimusicazione per la terza volta nella mia vita della corazzata Potëmkin di Sergei Eisenstein. Un capolavoro Perché incredibile che tra l'altro quest'anno compie 100 anni e che la commissione era per un'orchestra sinfonica grande, quindi 85 elementi di orchestra. Io ho scritto una partitura di 73 minuti, appunto quanto dura il film, che è stata eseguita in sincrono con l'orchestra ed è stato un successo incredibile. Il pubblico pietroburghese, come diceva lo stesso direttore del Centro Tchaikovsky, che è un pubblico particolarmente conservatore, devo dire, nonostante sia stato, stupito dal mio linguaggio musicale, ne è rimasto profondamente coinvolto, al punto tale che poi ne hanno realizzato un DVD in collaborazione con il consolato italiano. È stata un'operazione culturale grandissima, molto, molto importante e di cui io mi fregio di essere è stata giusto che di aver tutti avuto l'onore di rappresentare altro in un che certo senso proprio veramente l'Italia in questa grande operazione culturale, un ecco. onore perché è anche una compositrice italiana, Sì, oltretutto l'onore è anche nostro. sì, grazie. No. Allora senti, Grazie. facciamo ancora un altro ascolto e poi parliamo anche di questa specializzazione nella Sì, composizione per il cinema certo, muto. certo, certo, Allora volentieri. partiamo Sveva con il brano che hai, Ah, in qui avremo forse 2 premières en sol multiple. Sì, esatto. esatto. Questo ti dico soltanto, ti do solo un accenno di questo pezzo, che è un lavoro per sassofono contrabbasso e sassofono baritono, è stato affidato a uno dei più grandi sassofonisti della storia internazionale che è Kensi, Daniel Kensi, e lo ha registrato proprio in Francia con mia grande sorpresa, perché non mi ha detto nulla. Io gli ho scritto il pezzo su sua commissione, dopodiché non l'ho più sentito, poi improvvisamente mi è arrivata questa registrazione fantastica, che è stata ovviamente inserita da Stradivarius all'interno del CD ed è un lavoro incredibile perché, giocato lo strumento del sassofono contrabbasso è uno strumento molto grande che ha bisogno di un quantitativo di fiato molto, molto importante e quindi, non può eseguire, diciamo aspetti virtuosistici, cioè non può realizzare passaggi particolarmente veloci, però ho pensato di lavorare in questo senso dal punto di vista ritmico, usando le chiavi dello strumento per generare una ritmica costante sotto e quindi alla fine l'effetto è stato bellissimo. Io son molto grata a Daniel Kensi per la realizzazione di questo lavoro. Bene, allora speriamo che il nostro pubblico abbia ascoltato bene le tue parole per apprezzare meglio questo brano che Grazie. ascoltiamo.
Terminato? Ecco, abbiamo ascoltato un'altra tua composizione. E adesso che programmi hai compositivi? Allora, adesso sto lavorando in contemporanea su 3 film nuovi di musicare che debutteranno a settembre, ottobre, novembre, e poi su un progetto molto importante a cui tengo particolarmente con l'università statale di cui ancora scaramanticamente non parlo, ma per la creazione della colonna sonora su dei film recuperati importanti, quindi davvero un'operazione a cui tengo particolarmente perché rappresenta anche una novità per me dal punto di vista del linguaggio compositivo. Ma Quindi lavori di notte perché sei anche sì, docente. sì, lavoro moltissimo anche di notte, hai proprio ragione. Essendo docente a Dormo Como. pochissimo, esatto, dormo pochissimo e lavoro anche di notte, assolutamente. Senti, abbiamo citato che ti sei specializzata nella composizione per il cinema muto. Sì, è Ecco, un lavoro importante questo, che amo profondamente, perché, se vuoi ti racconto velocissimamente un aneddoto, no, nel senso che questa passione nasce proprio all'interno dell'Accademia Chigiana, quando avevo fatto il primo corso in composizione per la musica applicata alle immagini e, per la prima volta mi son trovata davanti a una sequenza di cinema muto. Io non avevo mai musicato in realtà nessun tipo di film quando sono arrivata lì in Chigiana e mi son domandata come si potesse fare. C'erano persone che frequentavano il corso insieme a me, io ero lì per il primo anno, estremamente più capaci, estremamente più brave e competenti. E dopodiché Luis Bacalov mi domandò di provare a immaginare una musica che potesse funzionare benissimo. In realtà, fu un'esperienza traumatica per me, però da quel momento ho scoperto un amore incredibile per le pellicole storiche. Scusami. Forse ha bisogno un pochino d'acqua magari la nostra ospite, anche perché penso che adesso Sveva provvede a dare un goccino d'acqua. Anche a me succede che si abbassi la voce o che addirittura mi metta a starnutire. Dicevo che nella composizione per il cinema muto probabilmente, adesso sentiamo dalla nostra ospite, ci vorrà un particolare stile. Adesso sentiamo dalla sua voce, intanto vediamo che cosa ci dice la sua lunga biografia. Ha ricevuto commissioni e inviti dalla Fondazione Cineteca Italiana, dalla Cineteca Umanitaria, dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, dal Centro Tchaikovsky di San Pietroburgo. Ce l'hai fatta? È passato? Ce la fai? Sì, ce l'ho fatta. Succede. Poi la diretta è bello così perché arriva anche il bicchierino, guarda che carina. Grazie mille. Senti, dicevo che per musicare i film muti ci vorrà anche bisognerà seguire un po' la traccia del film, lo Allora, stile del film.
in realtà ti dico, è un lavoro incredibile che ben descriveva Mascagni nelle lettere che ha lasciato nello scrivere la musica per Rapsodia Satanica, no, perché personalmente significa guardare il film veramente tante volte senza alcun tipo di supporto musicale, almeno questo è come faccio io per evitare di essere influenzata. Dopodiché significa scrivere tassello dopo tassello, cioè la musica deve funzionare sulla singola sequenza filmica, cioè deve essere realmente applicata ad ogni immagine. Quindi è un lavoro incredibile, tu pensa che Lunghissimo anche, sì, immagino. sì, assolutamente, estremamente, diciamola pure, faticosa come operazione, realmente molto faticosa, però bellissima, perché se si riesce a recuperare un film di 100 anni fa, riportarlo oggi in una sala e a far sì che la gente riesca a guardarlo senza sentire la distanza degli anni rispetto al momento in cui il film è stato prodotto, significa essere riusciti attraverso il linguaggio musicale a Portare creare un legame con qualcosa che è naturalmente lontanissimo dalle nostre tecniche di montaggio di oggi, dalle nostre tecniche di realizzazione pensiamo per esempio Tristan und Isolde, è un film del 1905 che telecamera fissa, che rappresenta una rivisitazione cinematografica di un'intera opera, e chiaramente lontanissima, però se riesci a scrivere esattamente la musica più giusta, è la stessa operazione, guarda, che abbiam fatto è stata fatta dall'Archivio Storico Ricordi in collaborazione con Teatro La Scala, per il centenario Puccini. Un'operazione di ripresa dei filmati, delle prime trasposizioni cinematografiche di Tosca e di Madama Butterfly, e l'Archivio Storico Ricordi mi ha affidato la sonorizzazione. La mostra si è svolta presso il Museo del Teatro La Scala dal 23 ottobre al 19 gennaio del 2025, ed c'era una saletta cinema, in cui sono stati presentati questi lavori in loop, quindi in successione. C'erano le immagini dei filmati, quindi la possibilità di guardare queste rivisitazioni cinematografiche del 1915, 1908, 1910, quindi veramente 100 anni fa, più di 100 anni fa, e sostanzialmente la musica che mi aveva chiesto, in questo caso Archivio Storico Ricordi del Teatro La Scala, di realizzare, era una musica che ricordasse Puccini ma fosse contemporaneamente nuova, quindi dovesse mettere insieme una base di ricordo storico e invece poi riuscire a portare il linguaggio pucciniano. È stata una grande sfida, però bellissima, Ma perché veramente quello che stai raccontando è interessantissimo. Io ti invito ancora un'altra volta e un'altra ancora, perché no, anche per sentire qualcosa di questi film, tu sì, ne hai addirittura oltre musicati 140, quanti? oltre 140. Oltre 140, figuratevi. Avere un elenco almeno di questi film sono Sì, trovabile sì, sì. su Allora, una parte c'è sul mio sito direttamente, ma ecco. in realtà poi ho tutto l'elenco specifico dettagliato di tutti i titoli che ho musicato. Allora senti, passiamo a un altro Sì, brevissimo ascolto, poi sì. chiudiamo con Ruin, e vediamo che cosa purtroppo dobbiamo Certo, La rinunciare. donna che correva coi lupi, giusto? La donna che correva coi La lupi, donna sì. che correva coi lupi è stata realizzata dalla Court of Quartet, che è un quartetto ungherese, l'ha realizzato in diretta radiofonica per la radio di Radio Bartók, con József Balog al pianoforte. Magari possiamo fare giusto un accenno, e ovviamente ricorre un legame, in questo caso, con le donne che correvano coi lupi, quindi con della Clarissa Pinkola stessa, psicanalista junghiana.
dobbiamo purtroppo contentarci di qualche secondo certo. perché ti voglio fare ancora qualche domanda. Dunque, tu sei docente a Como, no? Hai detto Sì, che di essere esatto, al docente, però Conservatorio di Como. contemporaneamente sei anche docente di ruolo al conservatorio, Sono dunque docente di ruolo al Conservatorio di Como, di sì, Como, sì, sì. ma poi svolgi attività didattica presso la Beh, sì. Hochschule di No, Amburgo, ho non più, fatto ecco, masterclass, nel senso che spesso sono ospite come per masterclass per presso masterclass. istituzioni, università straniere. Ho insegnato anche all'OIS, l'Università Americana di Milano, per 4 anni, quindi insomma c'è davvero tanti impegni didattici diversi e poliedrici che mi aiutano anche a mettermi in contatto con i ragazzi, quindi Poi con hai ricevuto anche importanti sì, riconoscimenti, fra cui la medaglia sì. Pro Cultura Ungaria Sì, esatto, la medaglia a Pro firma. Cultura Ungaria da parte del ministro ungherese, e poi ho ricevuto anche un'altra onorificenza importante per il premio Rotary Spazio Cultura, che è stata una Polaris concessomi proprio per l'ideazione di Ma questo il nostro importante. Ministero della Cultura non ti ha ancora invitato? Eh? Vediamo. Vediamo? Ci sono trattative? No, vediamo. Vediamo. Senti, allora siamo un po' arrivati, così è stata una chiacchieratina, perché con le tantissime cose che avresti da raccontare ci vorrebbero una trasmissione, poi un'altra ancora, ma io ti riaspetto volentieri con Grazie, i tuoi grazie Oretta, impegni naturalmente, è poi stata una bella esperienza e così, soprattutto una una bella chiacchierata come la chiacchierata, chiamo io, assolutamente, una chiacchierata come anche tu assolutamente. avevi definito. Allora vogliamo concludere con che cosa adesso? Allora io, lascerei i tuoi ascoltatori con i vostri ascoltatori naturalmente come radio, con Ruig. Ruig è un pezzo a cui io sono legata affettivamente in una maniera particolare, è un pezzo per pianoforte solo che ho scritto quando ho perso il mio papà, quindi, a cui son legata proprio emotivamente, perché è un pezzo estremamente silenzioso, però a ricordare quanto hai visto la mia musica è sempre, molto molto densa, molto, diciamo alla ricerca di una massa sonora importante. Qui la massa sonora è nascosta ed è soltanto il segno di come la musica possa essere pervasiva anche raccontata in silenzio. Ecco, molto importante invece questo brano che va a chiudere, perché poi ognuno di noi ha senz'altro una persona cara che vuole ricordare, e lo facciamo attraverso questa tua composizione. Grazie.
Avete ascoltato L'angolo della musica classica con Oretta Pierotti Cei. Arrivederci a sabato prossimo con La grande musica.